Sesta corsa, premio AXA Assicurazioni Cesena, agenzia Ghetti Roberto, cavalli di 5-6 anni di discreta categoria. Sono in 7 al via, con l'1 Zidane Petit, Roberto Vecchione, 2 Zaira dei Veltri, Edoardo Baldi, 3 Zimmerman, Marco Stefani, 4 Zeta John Peace, Maurizio Chelis, 5 Zucchero Fass, Crescenzo Maione, 6 Viator Caf, Davide Di Stefano, in seconda fila 7 Zagato, Giuseppe Vitale. Vediamo Zagato stare un po' largo in seconda fila. Parte piano Zidane Petit. Veloce Zaira dei Veltri insieme a Zeta John Peace e al Sauro Zaren Fass. 3 su una linea, mentre Marco Stefani subito si piazza dietro a Zaira dei Veltri con Zimmerman per rimanere seconda alla corda. Intanto c'è l'errore di Zaren Fass sulla curva, insiste però Maurizio Cheli con numero Zeta John 5 Peace. Zucchero Fass squalificato. E passa al comando dopo 250 metri, in vantaggio Zeta John Peace. Zidane Petit è in quarto alla corda, ora cerca di prendere la via del largo dietro a Viator Caf che è di fuori. Numero 7 Zagato squalificato. Di Zagato intanto. È andato via in 29,4 il primo parziale dei 400 metri. Insiste all'esterno Viator Caf con Davide Di Stefano e ora ormai ai fianchi del Battistrada che intanto percorre i 600 in 44,7. Passaggio davanti alle tribune. Davanti Zeta John Peace, poi 2 pariglie, quella formata da Zaira dei Veltri e Viator Caf e poi Zimmerman con di fianco Zidane Petit. 15 qui davanti alle tribune. Meno di un minuto il primo giro con sempre in vantaggio Maurizio Cheli con la figlia di Napoleon, Zeta John Peace, seconda alla corda Zimmerman, di fuori Viator Caf, chilometro in 1,15, tondo tondo. Zidane Petit ora entra in azione, scatta deciso in terza ruota, ma allunga Zeta John Peace, ma è veramente cattivo lo spunto del figlio di Ridi Cash che affianca il battistrada e sembra già sul punto di poter passare a 400 metri dalla conclusione. Zidane Petit è al comando, provano dalla retrovia anche Zimmerman, anticipato però da Zaira dei Veltri, intanto però se ne sta andando Zidane Petit con un parziale veramente interessante, 14,5 la curva finale, retta d'arrivo, è una passerella per Zidane Petit e Roberto Vecchione che coglie il triplo, mentre per il secondo posto Zaira dei Veltri batte Zimmerman. 1,14 secco la media al chilometro per Zidane Petit, il figlio di Ridi Cash della scuderia Furia, il training quello di Holger Ehlert, la guida ovviamente di Roberto Vecchione al triplo in serata. Viene a vincere con un pregevole 28,8 di quarto finale da favorito netto alla quota di 1,31.